Mister Fabiano, una partita mai messa in discussione fin dall'inizio, però poi alla fine c'è sempre un po' il problema di doverla sbloccare a un certo punto, no? E si è sbloccata nel modo che abbiamo visto. Sì, sapevamo che era una partita complicata perché insomma loro hanno appena cambiato allenatore e stanno facendo bene, sapevamo che avrebbero potuto metterci in difficoltà sotto il piano delle ripartenze, perché è quello che abbiamo provato, però penso che i ragazzi abbiano fatto una partita molto importante e credo che poi il risultato sia netto. È stata una partita in dominio completa e quindi posso solo che fare complimenti a tutti, perché sono mesi che lavoriamo, siamo in un percorso, è una società che ci mette a disposizione tanto e quindi personalmente sono orgoglioso di farne parte e credo che questa vittoria certifichi il fatto che stiamo lavorando bene da un po' di tempo e ci serve a tutto l'ambiente, quindi siamo sicuramente felici. Nota positiva. Abbiamo visto, al contrario di quanto era stato accusato forse nelle ultime gare, una crescita nel secondo tempo e non un arretramento o comunque una dispersione delle forze, quindi possiamo anche dire che quindi 90 minuti giocati finalmente tutti e 90. Le partite sono sempre difficili, noi abbiamo una tipologia di calcio di gioco che preferiamo comunque mantenere la palla e essere noi a imporre le scelte. Tante squadre quando ci affrontano alla fine cercano di ripartire e si abbassano, chiediamo una grande pressione, un grande lavoro a tutta la squadra, agli attaccanti, e non è sempre facile mantenere questa intensità per tutta la partita. Come vi ho detto prima, è una squadra che sta lavorando in questa cosa e ci voleva solo un po' di pazienza, ma noi eravamo consapevoli del fatto che poi il lavoro viene fuori, tutti i ragazzi hanno dato il massimo, chi è subentrato ha fatto benissimo, faccio i complimenti ai due fratelli Cola che comunque si sono fatti trovare pronti, questo è segno di una squadra, di un gruppo di lavoro che sta andando nella direzione giusta e finalmente si è riusciti a tenere la partita in piedi fino alla fine e farla benissimo, e quindi penso che oggi non ci siano tante parole se non fare i complimenti a tutti. Una prestazione quindi corale che vi dà una bella iniezione di fiducia. Sì, noi come staff lo sapevamo, nel senso stiamo lavorando per questo, i ragazzi li vediamo tutte le settimane e quindi sapevamo che la strada era quella giusta anche quando forse alcune partite magari verso la fine erano più complicate, però è una prestazione di tutto l'ambiente. Mi auguro che, io ci sono stato da giocatore, adesso ci sono nello staff, mi auguro che questa gente possa darci una mano, possa comprendere che siamo dentro un percorso, il percorso è lungo, ci vuole pazienza, bisogna stare uniti con tutto l'ambiente e bisogna dare una mano ai ragazzi per primi in campo, ma credere tutti che si può fare qualcosa di straordinario, perché abbiamo una proprietà, una società che ci mette nelle condizioni di lavorare al meglio, e questo va riconosciuto anche da parte vostra e di tutto l'ambiente. Abdullari, cosa è successo e come sta in questo momento? Abdullari adesso dovremo vedere, era pronto, soltanto che lui ha giocato credo più minuti di tutti, ha giocato spesso anche nazionale, quindi era inutile rischiare, non era al top, e quindi abbiamo preferito far giocare Davide Cola, perché comunque si è fatto trovare pronto, ha lavorato bene e quindi è stato più per precauzione. Adesso poi in settimana si vedrà tutto. Lì avete anche la Coppa Italia, come l'affrontate e con che spirito? Ecco. Ma lo spirito resta quello, resta lo spirito di un gruppo di lavoro unito, e sarà un'opportunità per chi magari ha trovato meno spazio ma che si è sempre fatto trovare pronto. Oggi ha giocato Frese in porta e ha fatto bene, quindi lo affrontiamo con lo spirito di andare a fare la partita, a cercare di vincere la gara, e siamo comunque convinti che chiunque dovesse essere in campo darà il massimo per questa maglietta. Momo, dicevamo anche con mister Fabiano, sono partite dove c'è una predominanza netta, però alle volte bisogna anche riuscire a sbloccarla, no? E è arrivata questa occasione netta di un fallo di mano in area e poi tu ti sei trovato pronto, no? a buttarla dentro. Penso che oltre a questo sia anche noi lavoriamo in una maniera ben precisa
il mister ci chiede di stare sempre solidi in testa, prepariamo le partite in una certa maniera e oggi è venuto tutto quello che abbiamo fatto, preparato in settimana. Siamo stati perseveranti perché comunque con una squadra che si chiude così noi abbiamo imposto il nostro gioco e poi alla fine siamo stati premiati con questo rigore qua e siamo stati bravi a sbloccare una partita che è difficilissima contro una squadra molto preparata e sicuramente non arriverà nella posizione in cui è, ecco. Quindi diciamo complimenti alla squadra e allo staff per come ha preparato la partita e siamo sulla strada giusta. Le tue qualità non si discutono, quindi di conseguenza anche le tue assenza ha pesato non poco. Ora come stai, le tue condizioni? Allora, ho sofferto tanto, ho subito un infortunio alla prima settimana di preparazione, sono stato operato al ginocchio, poi rientrando ho avuto un altro problemino, sempre al ginocchio. Ho sofferto veramente tanto, infatti spesso anche il mister e i compagni sono stati un po'... scherzavano sul fatto che comunque ero un po' triste in quel periodo lì ed è la verità, perché quando un giocatore sta fuori dal campo è la cosa peggiore. Finalmente sto meglio, ho lavorato tantissimo, ho dedicato tanto mio tempo alla mia condizione per recuperare questo problema qua al ginocchio. Finalmente sto bene e riesco a dare una mano alla squadra e soprattutto essere in campo e ritrovare quelle sensazioni lì che sono davvero belle, di stare con i compagni, di allenarsi sempre, soprattutto la costanza in allenamento che è la cosa che fa sentire meglio e poi soprattutto la domenica quando lavori in una certa maniera vieni sempre ripagato, quindi sono contento. C'è qualcuno in particolare a cui vuoi dedicare questo gol? Lo voglio dedicare a Gianni Fabiano che mi è sempre stato vicinissimo, appunto nei momenti di difficoltà mi ha chiamato, mi ha parlato, mi ha consigliato e quindi volevo dedicare questo gol qua a lui che mi dà sempre la parola giusta, mi dà sempre fiducia e quindi voglio dedicare questo gol qua a lui. Mister, allora come vogliamo commentare questa partita, la prestazione dei suoi ragazzi in particolare? La prestazione è stata molto buona nel primo tempo, perché comunque indipendentemente dalla forza del Mestre che è superiore a livello tecnico, il Mestre non aveva mai, forse su un lancio, un colpo di un malinteso, un colpo di testa di Corti, però poi non c'aveva, già giravano la palla ma non ci avevano mai creato problemi. È peccato perché abbiamo avuto due occasioni grosse, una con Chiesurin che se la mette giusta in mezzo, siamo da soli per fare gol, e poi quella col Badon che ha tirato addosso al portiere, per cui il calcio poi è così, quando giochi contro queste squadre qua e hai due occasioni di gol importanti e non le sfrutti, poi secondo tempo dopo 5 minuti il Mestre ha cominciato a premere, ma io avevo la difesa lontana, la fase difensiva l'avevo lontana a me, ma mi sembrava fossimo in mezzo al campo un po' troppo larghi, passavano dentro un po' troppi palloni e abbiamo rischiato in un paio di occasioni, anche uno era fuori gioco netto e l'altro è uscito bene il portiere, però ci siamo abbassati troppo, ma perché eravamo troppo stretti con la linea di centrocampo. Poi però il rigore è venuto su, rimessa laterale nostra. E quello mi fa incazzare abbastanza perché se la rimessa laterale la battiamo bene noi non prendiamo il gol sul rigore, punto, perché era rimessa laterale nostra e abbiamo regalato la palla agli avversari così, e poi comunque sia anche l'avversario ha vinto 2 rimpalli e si è trovato e si è preso il rigore e questo non va bene. Una squadra che lo deve salvare non deve né sbagliare una cosa da bambini e non deve perdere i rimpalli, perché in certe situazioni bisogna dimostrare di avere qualcosa in più a livello di determinazione se ci si vuole salvare, perché sennò che vieni e poi la dimostra di più una squadra come il Mestre, a me non sta bene. Doveva essere un po' il contrario, siccome si rinvia la palla, e anche bisogna anche un attimino lavorare, avere un po' più di coraggio. E poi la prestazione a livello tattico l'hanno fatta bene, poi l'altro gol hanno fatto un gran gol, hanno fatto una grande azione, un gran gol, punto. Noi un po' magari ti sei scoraggiato un attimo verso la fine, però è un peccato perché è successo anche col Treviso, partita giocata alla tenuta, alla pari, poi ripeto i valori sono diversi e ci sono anche obiettivi diversi, però l'hai tenuta bene e ripeto
se quando c'hai l'occasione fai gol e e non fai certe ingenuità, magari puoi portare a casa anche un risultato positivo. Ecco, questo è stato quello che ho visto io, poi complimenti al maestro e basta. Ad un mese dal suo arrivo in panchina, cosa pensa che sia cambiato e invece cosa bisogna fare da questi mesi? Non so cosa è cambiato, c'è da cambiare ancora tanto, perché c'è da mettere a posto ancora alcune situazioni di esterno campo che, se si vuole, questa è una categoria dove richiede certe cose senza sta là, perché sono cose nostre, devono essere fatte e vanno messe a posto, perché questa è una categoria che è importante e per cui bisogna sistemare tante cose, bisogna avere coraggio, non bisogna mollare mai, perché la squadra è una squadra che ha potenzialità, perché tutti devono dare qualcosa in più, basta.